Mi è arrivata questa notizia che mio compare Lollo, che abita in un paese abbastanza lontano del mio, allora stiamo parlando più di 33 chilometri, una cosa... 33 chilometri, noi ci siamo collegati con l'America poco fa, scusi. Ci siamo collegati, ma io ci dovevo andare. Certo. Io ci dovevo andare. Sì. E allora mi pigliai la macchina, invece fare una bella revisionata, nella rosa mi portai un zainetto con la spesa. Bravo. Perché dissi dopo 3-4 ore mi fermo, mi mangio un mozzocone e poi prosegui il viaggio. Ma scusi, 3-4 ore per fare 33 chilometri? No, metà 3-4 ore. Quindi 6-8 ore per farne 33? Partii alle 5 di mattina, arrivo verso l'1 e mezza. Con la sua macchina? Con la mia macchina, parto tranquillo in pienissimo mese di luglio. Quindi? Un caldo, signore, che ha da macchina una ciancianetta. Io mi avevo portato una mezza pasteduzza e un filone, uno con formaggio io prosciutto, l'altro con la sorpezzata e io cose cavallo. Poi a me mi piace l'acqua frizzante, non so a voi. Beh, buona. Mi portai 2 litri di acqua minerale, una bottiglia grande di chi da frizzante. Sì, frizzante. Ma frizzante. Sì. E mi portai anche 3-4 bustine di idroletina. Anche? Cioè disse, rapo, kid, c'è più l'idroletina, chiudo un bello, digerisci una cosa. Certo. Basta, stai camminando con la macchina. Arrivato a un certo punto mi fermo, perché c'era un albero, c'era una bella vallata, tutta alberi, boschi, una frescura. Potevano essere le 8:30 di mattina, già avevano 2 ore che camminava io, 2 ore e mezza che camminava. Ma sottai, mi mise a cavare sopra un muro, ne scese sta cosa, mangiai il primo pezzo di pane, piano piano, poi mangiai l'altro pezzo di pane. Pigliai l'acqua, la rosa, astappai e ci mi suito subito di sopra. Per a fare sventare, mi aveva preparato un pezzo di carta aperta, le 2 bustine di idroletina, la carta mise così a cannolo, preciso, che ci levo ito, bottiglia, Scusi, l'acqua è già casata, lei ci mette 2 bustine di idrolitina e? Non capì che non avevo tempo, disse come un caccialevo tappo. Ma io sogno veloce. Bravo. Che più un corpo non oso pensarci. Non oso pensarci. Meno male che avevamo 5 portusa. Siamo come i macaroni cannellari. Abbiamo 1K, 2K e 2 qua. 2, 4, 5. No, veramente ne abbiamo 6. Scusi. Lasciamo ma quello non c'entra, Lasciamo stare. Lasciamo stare, non andiamo oltre, non specifichiamo. Carus, la vita di un uomo salvo per i portusa disfiato. Certo. L'acqua, ma cominciava a nascere uso doso fune, doserse, dei portusa do naso. Il giro è unico. Senza, non mi poteva aiutare. No. Finisceva da qua. Poi ad un certo punto pigliai il coraggio, mi toppai che fece rotto. Partero 200 mervizze, do osco da asciutta. Ciao passo che una raputata caccia. I mervizi sono degli uccellini spaventati. Aquile, condor, partero, cose che non avevo visto mai. Che però ho digerito un panino a corpo. A chi non da macchina, mi resistemo tutto cose. Mi ero libertato, parto e dopo che avevo fatto almeno 3-4, magari 5 chilometri, dico che copitedo di tusse da macchina. A marmita, che adesso sta tusse da un. Manco pensai, sta tusse da un, fumata nera, mosso motore. Perfetto. Ndo stratone. E 9:30, 10 da fine luglio. Al lato la macchina, scinni, e adesso come hai a fare? Come hai a fare? Non mi compare c'è i ghiri, era a metà strada, tra il paese dove avevo partito e il paese dove dovevo andare. Metà strada precisa. A metà strada precisa. E se che faccio? A domani passaggi. Ogni tanto passavo in macchina veloce, io...
pezzo di cornuto. Sì. No, cornuto! Sì. No, cornuto! Ci sono cogge. Sì. No, cornuto, no, cornuto, no, cornuto. Andiamo confondeva, ci faceva prima le corna. Non si fermava nulla. Non si fermava nessuno. Con la velocità. Non si fermava nessuno. Ma ora io capisco che ci sono i rischi, allora dare un passaggio è rischioso. Al ma giorno uno d'oggi, che è sì. una persona onesta, una persona corretta, e aveva bisogno di un passaggio, si incazza quando Certo, non si ferma. sì. Finalmente, perché si ferma uno? Sì. Dopo che non c'è un momento che si fa sta macchina. Ma passa un miraggio, questo paese che si ferma. Questo Calavo Vito mi dice, ha bisogno di un passaggio? Cioè, se non si sedia, perché vi seguire in un paese vicino, ci prego, si accomodi. Che una macchina che stai fuori strada. Bella. C'era la scala, come era più un sportello, mi usciva la scala. Che quando erai auto, c'è scalone. Sub. Sub. No, sopra, quale sopra? Sopra, che non è sopra? Le macchine come quelle che si sono fermate per darle Sì. un passaggio si chiamano sub. Sopra. Si chiamano così? Sport Utility Wagon. Yes. Yes! A chiamo. Che è tutto automatico. Mi stavo il vitro. Prima l'avevo chiuso, poi in questo feto che facevo io. Ma con Calavo. Tanto per far entrare Ma l'aria. perché lei fa puzza, no? Sì, di mascolo. Di mascolo, sì. Di mascolo. Parte, giustamente mi dice in obbligo, appena partito tutta lei ci segna, meno male che si fermava. Sì. Oh. Lei, prima di lei non c'è stato un cornuto che si è fermato. Lei è il primo, c'è. Gli gli sto frenato, mi disse prego, magari lo sportello se l'aveva solo, mi dice scenda. Cioè, ringrazi Dio, dice che oggi mi sento sereno e tranquillo, non ci stai disanimando. Per giunta. E ora stai. Bravo. Torno verso la macchina, Sì. passa la polizia stradale, Sì. dice senta la macchina qua non può stare. C'è suo saccio, dice lo sa perché non sta là. Io lo saccio, cioè, dice, ma la macchina non lo sa, mi fece fermare, la macchina è spacciata. Certo. Dice ripassiamo fra mezz'oretta, qua non lo voglio trovare. Sì. Dice va bene. Eh. Se non va la polizia si ferma una macchina. Piano piano, il rosso si fermava. Calavo il vetro, che c'era a mano. A mano, quindi antico. Mi disse vuole un passaggio? Ci se la ringrazio. Lei è il primo signore Sì. che si ferma. Sì. Mi disse non si preoccupi. Io rappo sportello Bravo. e chiamo, dice che sta facendo? Dice, ma dare un passaggio? Moduna o non moduna? Dice sì. Ma prima c'è da mettere la benzina. Dice, e non è che a casa sono pompe di benzina. Sì. Scusi, ci una Eravate in mezzo allo stradone, certo. No, dice, di dare ce la pighiamo. Di dove? Mi girai, segui la direzione dove io ero andare a mia macchina. Dice, la pigliamo, tu dai, la passiamo andare a mia macchina. Hai capito? E dice, ma io, come dice, non si preoccupi, sono attrezzato, pigliamo una bottiglia di questa qua. Sai perché ti dà la candeggina, Sì, di bottiglie sì, che... di plastica. 5 litri, 4 litri, non lo saccio. E dice, ma come la pigliamo dal serbatoio? Non si preoccupi, c'aveva la succa. Io, Sì, quella di prima. Sempre quella di prima, sì. E più il serbatoio, Sì. la pigliamo, ci prego. Prego. Dice magari cane succa 3 litri, ci basta. Dice, ma io non ce la faccio, non è cosa meglio, io non l'ho succato mai. No? Senta! Oh! Ma vabbè che sono le 23, però insomma... Come è dire? Così si dice, ma non lo dica, faccia un gesto, che non niente, fermo, faccia niente. Abbiamo capito. Vabbè. Io non l'ho aspirata mai. Bravo! Applauso, io non l'ho aspirata mai. Bravo.